Purtroppo questa volta i ladri sono entrati a casa mia, e con la casa che condivido con mia mamma che ha 87 anni. Professionisti del furto in casa del sindaco di Vittorio Veneto. Una banda specializzata, secondo le prime indagini dei carabinieri, per l'estrema silenziosità con cui hanno portato avanti l'azione. Sabato sera eravamo in cucina, lei stava guardando la TV, io stavo lavorando al mio PC, abbiamo sentito i cani dei vicini abbaiare, siamo anche scesi in giardino per controllare se era tutto a posto, poi vista la situazione tranquilla siamo rientrati. Purtroppo alle 11:30, quando siamo saliti nel piano superiore a dormire, ci siamo accorti che i cassetti del comò erano aperti, e quindi abbiamo realizzato che i ladri erano entrati. Fortunatamente da noi hanno preso pochissime cose, qualche collana un po' con valore affettivo. Nessuna forzatura di infissi, altro segno distintivo di questa banda che, approfittando dei vicini ingressi autostradali, pianifica questi furti a macchia di leopardo tra le province di Treviso e Pordenone. Bottino più che ingente nell'abitazione invece confinante. Dai vicini sottostante, l'appartamento sottostante, sono rimasti parecchio tempo e hanno prelevato parecchi valori e anche dei soldi in contanti. In 40 anni non era mai successo che entrassero i ladri anche nella nostra zona, questa volta è toccato anche a noi e questo ci deve un po' far riflettere. In tal senso oggi il sindaco ha incontrato il comandante di zona dei carabinieri per fare il punto della situazione su personale, tecnologie e attività di prevenzione con i cittadini. I suggerimenti sono quelli di implementare i meccanismi di videosorveglianza che, ripeto, tutti i comuni del mandamento del Vittoriese stanno attuando, partendo da Vittorio Veneto, ma anche nelle zone insomma, di Cappella, Fregona, e Sarmede e Cordignano. Poi la seconda cosa è aumentare gli agenti di polizia locale per quello che si serve, anche perché loro possono presidiare il territorio. Il controllo del vicinato, che se vogliamo è il nostro vecchio modo di vivere degli anni dei nostri nonni, no? Quello di continuare a scambiarci informazioni tra vicini qualora si ravvede la presenza di situazioni particolari, di persone particolari o sconosciute che si aggirano nei pressi delle abitazioni. È importante avvisare subito le forze dell'ordine.